al primo ospite di questa mattina. Gioia e felicità per me per avere un caro amico che stimo tanto, intanto per la sua prolificità nella scrittura. Lui di professione fa l'avvocato, è Carmelo Franco. Benvenuto a Radio In, bentornato in Open Day Cinema. Grazie. Saranno passati pochi mesi dalla presentazione del Cinema Fuori Legge, e quest'oggi ad aprile dello scorso anno è passato quasi un anno, Eliana. Wow. Puntuali torniamo con un nuovo un'ultima fatica editoriale dell'avvocato Franco, che è questa: Chuck si gioca, grazie Marco per la locandina, storie di sport e campioni. Ma che bel sottotitolo, Eliana, tu che di sport ne mastichi tanto. No, ma mi incuriosisce sempre questi Oggi temi. ti do pane. No, mi incuriosisce sempre perché Carmelo Franco riesce ad approfondire attraverso la sua scrittura dei temi in particolari del cinema, quindi riesce ad unire più passioni, quelle per la scrittura, quello che è il cinema, e trovare una chiave di lettura ogni volta particolare, che sia un particolare autore, che sia un genere, un argomento. Sì, perché nel mondo del cinema e della letteratura, dove si è scritto e detto tanto, o si trova qualcosa di veramente originale, oppure diciamo è un modo di avventurarsi e di scrivere senza che poi magari possa avere alcuno sbocco nel pubblico e nel lettore. Sicché io dico, e questo è un dato sicuramente che si ripete, ho sempre cercato qualcosa di originale, e Chuck si gioca, storie di sport e di campioni è un libro che unisce lo sport e il cinema, cioè è lo sport visto attraverso la chiave di lettura del cinema, e credo che non ci sia una pubblicazione di questo tipo. Poi, al di là del contenuto, spero che poi io possa essere confermo, anche Eliana, appassionante. il lavoro che fa Carmelo è davvero come l'archeologo col pennellino, perché poi se tu vai alla fine del libro ti rendi conto dall'indice dei nomi quanti riferimenti alla cinematografia, comunque ai film anche iconici che hanno fatto la storia, Sì. e che hanno contribuito a far crescere anche sport minori, no Carmelo? Sì, Certo. è successo, è stato un volano per alcuni sport, per esempio. Beh, il cinema. Per esempio io ho individuato un film che non conoscevo e ho scoperto, che è un cinema Bollywood, il cinema indiano, si chiama Logan, e parla del cricket, e ripercorre, mette per immagini una storia a quanto pare di qualche secolo fa, che è realmente esistita. In un villaggio, due squadre, quella locale e gli inglesi che avevano colonizzato, che si sfidano, e che avevano, diciamo, erano quelli che avevano inventato questo sport. Mi viene in mente, a proposito di cinema e sport, anche un'intervista che ho seguito recentemente fatta a Keira Knightley. Ci sono anche film che a secondo delle epoche storiche cambiano spessore, seguendo un po' quelle che sono le mode che cambiano. Il calcio femminile adesso è diventato una realtà. Io ero veramente ragazzina quando Keira Knightley venne fuori col suo primissimo film, quella commedia, credo Sognando Beckham si intitolasse, e il calcio, e lì mi è venuto in mente anche pure questa dimensione indiana di questo contrasto culturale, e lì ancora queste ragazze che giocavano a calcio erano delle outsider. Oggi invece tantissime ragazze che sono sognano questo mondo e lo sognano realmente, vedono questo film un po' come un manifesto, quindi dopo tanti anni è tornato alla ribalta. Sì. Assolutamente sì. Forse dobbiamo andare in musica? Ma sì, ci sta sempre, come in un film. Ti piace questo gancio? E allora ascoltiamo i Modai insieme a Emma, qui accoppiate su accoppiate in questa mattina in musica. Ci piacciono, pensiamo già alla serata delle cover sanremese. Ho detto Sanremo, di già. Sanremo! Vi stiamo raccontando Chuck si gioca, il nuovissimo libro di Carmelo Franco.
Libro che verrà presentato sabato prossimo, io me la sparo subito, questa Eliana, sì, all'Auditorium delle Officine Bellotti a Palermo alle 17:30, edizioni Mondo Nuovo, un nuovo editore per una nuova veste grafica rispetto alle 5 pubblicazioni dell'Avvocato Franco, e io so in maniera riservata che sta lavorando già alla prossima, ma neanche sotto tortura. C'ha l'NDA con se stesso. È come nei film, no? Come nei film in preparazione, i registi che non ci dicono mai a cosa stanno lavorando, l'avvocato sicuramente non ci dirà. Aspetta, però io la domanda in questo caso la potrei fare vaga. Si parla di un genere, di un argomento, di una monografia? Perché io mi ricordo anche qualcosa di monografico su un regista. Io userei un termine estorsione, in questo caso sta estorcendo. Si parla di cinema. No, vabbè, si parla di cinema. Vedi che novità. Questa è una monelleria. Vedi che novità. E come si fa a partecipare a questa presentazione? Abbiamo bisogno di un invito, possiamo venire? Ingresso libero. Questa è una bella notizia. Assolutamente. E lì sarà possibile trovare il libro? Certo. Sarà in anteprima venduto là, a disposizione di chi lo vorrà acquistare. Carmelo mi ha dato anche questa volta l'onore di scrivere la postfazione, la prefazione di un altro collega molto stimato che è Gianfranco Merenda di Italpress. Un po' come autoreferenzialità mi piace leggerti le prime 3 righe. Posso leggerlo io, dai. Che bello, che onore. Le prime 3? Sì. Vuoi la base? Sì, voglio la base. Ma davvero vuoi la base? Vai. Fuga per la vittoria. Io ho detto sta giocando. No, scusa, perché non ci sta. funziona. Guarda che te ne metto una bella imponente, bella... Una base importante? Ecco. Pronta? Ok, sì. Aspetta. Un attimo. Vai. Prego. Il cinema non si limita a raccontare lo sport, ma è come uno specchio che ci mostra una narrazione, talvolta deformata, ma comunque rivelatrice. Con questo libro Carmelo Franco ci racconta di registi che hanno saputo attingere dalle discipline sportive un vasto repertorio di drammi, trionfi, cadute e rinascite. Lo sport è, in fondo, la forma narrativa più universale. C'è un protagonista, una sfida, un antagonista, reale o interiore, e l'ineluttabile conclusione. Beh, quando la scrittura prende vita da una performance così, Carmelo. Solo per la postfazione vale la pena acquistarlo. No, assolutamente. Mi sembrava un buon incipit per raccontare ancora. Quanti titoli hai scelto, Carmelo? Così un po'. Non li ho contati, ma sono diversi. Sono tanti. Tanto, sì. Il libro è diviso monograficamente per sport. All'interno di ogni sport, quindi c'è questo grande contenitore che è lo sport, la box, piuttosto che il calcio, il tennis, e si parla di come è stato rappresentato nel grande schermo le sfide relativamente a questo sport, e poi alla ricerca di quei match più iconici o dei personaggi o dei campioni che hanno appassionato di più il pubblico. Ma vi posso fare scegliere un capitolo a caso e poi vi trovo impegnati l'uno contro l'altro in quello sport? Si può fare. Basta che non sia. Questo è un dribbling. Basta che non sia il pugilato, perché lui è un peso, diciamo, che se sovrasta. Marco mi mette 30 secondi di Fuga per la vittoria del 1981, per chi ci sta guardando nel sito, questa versione restaurata del film, Eliana, che mi è piaciuta tantissimo, perché tu trovi in rete la vecchia versione e quella restaurata. Film stupendo, Carmelo, sul quale tu hai concentrato una buona parte della scrittura. Sì, e allora intanto secondo me il film, che ha una buona struttura narrativa drammatica, che racconta una storia, ora parliamo della storia, e che è il film dove le immagini del calcio, le immagini sul campo sono rappresentate in maniera più come dire, aderente, che si avvicinano al vero gioco, al gioco che si svolge nelle competizioni, e questo anche grazie alla presenza del cast di diversi campioni dello sport, ex calciatori, tra cui
Edoros do Nascimento in arte Pelé. Che ha pure un ruolo nel film, pure un ruolo importante. E pochi sanno, non voglio anticipare niente. Siamo già in area pubblicità. Ma lui deve scappare via oppure rimanere con noi dopo? Prendiamo 5 minuti alla prossima extra ospite, che dici? Sì, andiamo in pubblicità e torniamo subito, quindi lasciamo la suspense anche su questo racconto. I consigli. Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Biagio Antonacci, pronti con il nostro Pen Day Cinema. Abbiamo chiesto 5 minuti di extra time a Carmelo Franco, autore di Chuck Si Gioca e di tanti altri libri dedicati al mondo del cinema. In questo caso si tratta di storie di sport e di campioni, che verrà presentato, ricordiamo, sabato pomeriggio. Avevamo dimenticato, Carmelo, anche il caro Paolo Di Fresco. Ci sarà un prezioso contributo di Leonardo Agueci, l'ex procuratore. Vai. Con Paolo, peraltro, abbiamo scritto. Avete scritto Il cinema fuori legge. Il cinema di mafia. Vai, giochiamoci questi ultimi 3 minuti. Allora, la storia di Fuga per la vittoria. Pochi sanno che è una storia vera, o meglio ancora, una storia vera reinventata. E John Huston, questo maestro americano, ha fatto quello che poi il tanto celebrato Quentin Tarantino fece con i suoi film successivi a Fuga per la vittoria, cioè dire l'aspirazione di poter attraverso il cinema cambiare le storie e dare un finale, un lieto fine a quelle storie tragiche o drammatiche. E infatti la storia a cui si ispira Fuga per la vittoria è realmente esistita in Ucraina, una sfida fra prigionieri di un campo di concentramento e una squadra tedesca che vinsero effettivamente la partita. Il punteggio fu simile, 4-3 piuttosto che 4-2, solamente che loro non scapparono, ma furono poi, per aver vinto la partita, presi, torturati e uccisi quasi tutti. Fermati, non raccontiamo più nulla perché dobbiamo raccontare tutto questo sabato. Approfondiremo alcuni titoli molto belli e iconici. Carmelo, abbiamo l'ultimo minuto, vai. Sì, ma sulla storia ho finita. In realtà esistono altri film che si sono ispirati a questa storia dove il finale è tragico, e questo lo leggerete nel libro. Solo chi avrà in mano il libro potrà scoprire, tra l'altro, una lettura piacevolissima. Tu ti aspetti un tomo dove ho un compendio di tanti film, e in realtà la sua abilità è anche quella di avere cucito bene e legato i vari argomenti in una lettura piacevolissima. Perché c'è sempre il filo conduttore che è il cinema, e quindi vi è questa continuità. Questa parola magica che è la narrazione. La narrazione che va bene sia per il cinema che per lo sport. Noi siamo felici quando ci sono questi appuntamenti. A sabato, Eliana. Sì, sabato ricordiamo che la presentazione si svolgerà all'Auditorium delle Officine Bellotti, siamo in via Gaggini 31 alle 17:30, quindi questo è l'invito che vi facciamo per poter toccare con mano Chuck Si Gioca e per poter partecipare a questo appuntamento. Carmelo Franco, noi siamo sempre felici, avvocato, quando ci vieni a trovare, ci permetti di raccontare delle belle pagine di cinema, e ci vediamo presto perché qualcosa bolle in pentola e mi sa che è già pronto per... Facciamo passare qualche mese. Sì. Noi siamo qui, non si sa mai, ci vuole raccontare qualcosa. Non voglio abusare della vostra ospitalità. Perché è sempre un piacere. Grazie ancora, avvocato Franco. Grazie Carmelo. Da qui si passa a musica classica. Giusy Ferreri.